Do la parola a Pierfranco De Dias, dopo parlerà Bustiano Compostu e invito le persone che vogliono intervenire prima della conclusione del candidato Andrea Murgia ad iscriversi durante l'intervento di Pierfranco. Grazie. Pierfranco, tutti lo conoscete, è leader di Libero, una delle componenti di autodeterminazione. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo mettere, fare un appunto sulla questione, cioè fra le varie cose volevo parlare anche della questione del Marganai di cui si è parlato prima, perché penso che la questione non sia stata trattata in maniera adeguata, cioè lì c'è stato il taglio di 33 ettari ed è stato fatto in maniera non corretta. Tant'è che poi è intervenuta anche la magistratura, ci sono state varie problematiche che non staremo qua ad affrontare, ma volentieri parteciperei anche a un dibattito dove si parla proprio di questo. Però il problema è che erano state riscontrate delle criticità già in quel taglio, cioè anziché tagliare, nessuno è contro il taglio ceduo, nessuno, neanche Deliperi, nessuno. Semplicemente si dice la Sardegna attualmente è la principale regione dello Stato italiano che ha per percentuale di territorio occupato da foreste. Benissimo, è una ricchezza? Sì. Lo possiamo sfruttare? Sì. Lo vogliamo sfruttare? Sì, lo vogliamo sfruttare, ma rispettando l'ambiente. Quando un'impresa rade al suolo 33 ettari in maniera continuativa rischiando di impoverire il territorio e una commissione nominata da Forestas segnala che sono stati fatti dei danni al territorio, io non posso dire, secondo me questo è l'errore, non posso dire ma in Sardegna non si può fare impresa, anche perché dopo quei 33 ettari stavano dando il lasciapassare per fare il danno su 500 ettari. Noi vogliamo utilizzare la Sardegna rispettando il territorio, costruendo ricchezza e sviluppo, ma allo stesso tempo se la legge mi dice che sto facendo danno, non è che posso dire in Sardegna non si può fare niente, in Sardegna non si può dare lavoro, perché il famoso lavoro che si deve slegare da tutti questi lacci e laccioli delle leggi cattive è quello che ha distrutto la Sardegna. Prima l'ha distrutta e poi ci ha lasciato disoccupati. Queste leggi che ci impediscono, noi dobbiamo armonizzare le leggi. L'impresa che se ne frega delle leggi l'abbiamo già vista in Sardegna, è quella che l'ha inquinata, è quella che l'ha distrutta ed è quella che ci ha sbattuto fuori i nostri giovani, perché prima volevano fare quello che gli pare e poi gli hanno restituito una furteglia avvelenata, le zone militari inquinate, le zone disboscate e così via. Non vogliamo questo tipo di sviluppo, vogliamo un altro sviluppo. Allora io mi collego anche a quello che hanno detto altri che hanno preceduto questi interventi, cioè ad esempio per quanto riguarda l'artigianato, riusciamo a costruire una politica che tuteli realmente la produzione artigiana? Noi abbiamo una ricchezza incredibile in Sardegna, cioè la Sardegna è riuscita nel corso dei secoli a elaborare un'arte, una cultura propria che esiste solo qui in Sardegna, però allo stesso tempo oggi continua a essere permesso a qualsiasi fabbrichetta di Torre del Greco di fare l'esorias, di riempirti. Io mi ricordo una volta ho trovato in un negozio che doveva essere in teoria di artigianato, ma in realtà era una cianfrusaglieria, questa calamita da frigorifero con due personaggini, sicuramente fatte in Cina, con due personaggini vestiti simili il vestito sardo con una bella scritta Sicilia. Cioè, ma noi stiamo lasciando che tutto venga invaso e annacquato col cattivo gusto, che è esattamente all'opposto del buon gusto di quella che è la cultura sarda, e la regione non tutela i suoi lavoratori, non dice ci metto io la faccia per dire ciò che è veramente nostro ed è valido e ciò che invece se lo puoi comprare, ma sappi che non stai comprando quello che credi di comprare. Questo noi dobbiamo fare, questo deve fare la politica e non fa. E c'è un altro problema: è troppo facile prendersela con l'insularità. Io in parte sono d'accordo con quello che ha detto Qualbu, cioè ci sono dei problemi in Sardegna,
ci sono dei grandi problemi e c'è il problema però anche di un'interpretazione secondo me sbagliata da parte di molti, e in questo non do le colpe alla politica ma do le colpe anche a tantissimi e troppi imprenditori, cioè l'abitudine forse un po' troppo consolidata negli anni, grazie anche a una politica non adeguata, di avere il trattamento personalizzato, e questo trattamento personalizzato l'Europa ti dice questo non lo puoi fare perché tu stai creando una divergenza, un disequilibrio all'interno di quelle che sono delle regole che io vorrei far valere per tutti. Guardate, io non sono il grande paladino dell'Unione Europea, però allo stesso tempo bisogna anche dire che non si possono costruire delle misure diverse a seconda di chi più ha la pratica di aggiustarsi su questi aspetti. Qua ci vuole un regolamento che sia valido per tutti ma che ci avvantaggi. Allora la questione, io sono d'accordo, c'è un problema perché l'Unione Europea ti dice qua stai dando un aiuto di Stato, ma noi questo problema lo possiamo aggirare e farlo diventare da problema percorso virtuoso. Cioè che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo avere una politica che anziché dire agevolo l'impresa col problema che l'Unione Europea fra 2 anni, 3 anni, 5 anni mi multa e mi fa restituire tutto quello che ho fatto più multe, io vado a costruire un vantaggio per la mia impresa e lo posso costruire dando alle imprese quelle infrastrutturazioni che non hanno, perché la Sardegna oggi ha un problema di infrastrutture. Che cosa ha lasciato la politica alla Sardegna in termini di infrastrutture? Cioè il problema del pastore che paga 1.700 euro di trasporto e che non riesce ad ammortizzare quel prezzo è un problema reale, ma se lui avesse un adeguato trasporto nel mare, tralascio il fatto che sono d'accordo su quello che dice Solu, che dovremmo ragionare anche sul produrcelo noi il mangime che ci serve, ma superando anche questo aspetto ed entrando nel discorso del trasporto come un discorso generale, se io controllo adeguatamente il trasporto sul mare e non lo lascio a monopolio di altri, se io non avessi nella provincia di Nuoro, l'unica provincia dello Stato italiano che non ha un servizio ferroviario adeguato a questo termine, probabilmente quei 1.700 euro che sono dovuti al fatto che tutto deve venire anche su gomma e così via, magari viene in treno, magari da 1.700 tra quello che risparmio sul mare e quello che risparmio con le ferrovie magari diventa 600, allora forse ci posso giocare, ma la nostra impresa perde il 20% mediamente per insularità, paga poi le sue belle tasse e un altro 20% se ne va, poi ci sono i vari problemi che si aggiungono al trasporto e così via. Insomma, praticamente all'imprenditore sardo non rimane niente. L'imprenditore sardo dovrebbe avere il premio Nobel per l'imprenditoria, perché riuscire a fare impresa qua è veramente impossibile. Allora noi dobbiamo parlare di costruire infrastrutturazioni. L'insularità è un falso problema, nel senso che come tale non è un problema, dipende dall'uomo, non dalla geografia, il problema dell'insularità. La Gran Bretagna, che è un'isola europea, quanto noi siamo un'isola europea, ha costruito il più grande impero della storia dell'umanità ed è un'isola. Allora non è essere un'isola il problema, forse è come gli uomini gestiscono la loro insularità, come la politica gestisce la sua insularità. Il Giappone ha conquistato l'Asia ed è un'isoletta. Non è una questione, io non voglio conquistare nessuno, sia chiaro, lo dico come esempio per dire che le potenzialità ci sono non solo per vivere bene, ma addirittura qualcuno che ha idee più cattive anche per fare altro. Però ci mancherebbe che non possiamo vivere essendo un'isola, ma noi abbiamo bisogno di infrastrutturare questa insularità, abbiamo bisogno di avere voce in capitolo, abbiamo bisogno di cambiare una politica che sulla politica dei trasporti, anziché risolvere i problemi, vende gli aeroporti, che sulla politica dei trasporti va ad accordarsi con chi vuole lottizzare la tua Sardegna e ti prende per il naso e ti dice tranquillo, ti lascio tutto a Olbia, poi dopo 5 minuti ti cambia le carte. Perché? Perché non hai nessuna capacità contrattuale, perché non ti poni in maniera contrattuale, ti poni in maniera asservita e da servo ti trattano. Questo è il nostro problema. Il problema quindi non è geografico, in parte imprenditoriale, ma tutto risale sempre a un problema da cui nascono tutti. È la classe politica
che ha governato, che governa la Sardegna e che spero non governerà la Sardegna, ha la capacità di mettere al centro della sua azione politica lo sviluppo della Sardegna, oppure vuole continuare in eterno a obbedire a dinamiche che sono a vantaggio di altri, a questioni che sono orientate allo sviluppo di altri territori, altre economie, oppure vogliamo finalmente costruire una politica che abbia la testa, il cuore e le gambe in Sardegna? Grazie.